Il contratto con la società che gestisce l'illuminazione pubblica ad Agrigento è scaduto, ma non c'è ancora un nuovo appalto che dovrebbe arrivare, dicono, entro marzo. Siamo a giorno 21 e del nuovo contratto però non ci sono tracce. Così si va avanti nella totale emergenza con le strade al buio ormai da diversi mesi. Un problema di ordine pubblico e di sicurezza per i cittadini che abitano in centro e in periferia. Dal comune fanno sapere che bisognerebbe sostituire i pali dell'illuminazione attualmente non funzionanti in quasi tutta la città, ma non si può intervenire con il contratto scaduto. Per farlo bisogna attendere quello nuovo. Ci si dimentica che il problema del buio si trascina da diverso tempo, quando forse qualcosa si poteva fare. Non resta allora che attendere qualche altro giorno, sperando che davvero entro la fine di questo mese si possa intervenire per porre fine ai disagi e finalmente superare l'assurda situazione.